Senza un ulteriore mandato del Presidente si apre comunque uno scenario di una nuova Presidenza e oggi il partito che ha il maggior consenso in Veneto è Fratelli d'Italia. Non reclamiamo, ma proponiamo questa soluzione, dice l'assessore Elena Donazzan, 19 anni in regione, e ne fa una questione di consensi. Ad un anno dalle elezioni regionali il Veneto è ufficialmente la regione più meloniana del paese e così come è accaduto alle ultime politiche del 2022, anche in questa tornata elettorale le percentuali dei fratelli sono alte. Fratelli d'Italia è il partito che oggi ha il maggiore consenso in Veneto e per Fratelli d'Italia la regione del Veneto è la prima regione in Italia. Inoltre Fratelli d'Italia non ha nessun presidente di regione nel nord Italia. Una serie di frecce scoccate dall'arco che non chiama alla resa dei conti ma chiede lucidità nelle intenzioni degli alleati. Donazzana è limpida, dalla sua alle oltre 60.000 preferenze, oltre a quelle perse per colpa del voto disgiunto. Si dice per questo pronta a lasciare l'Europa se richiamata per una campagna elettorale in regione. Potrei avere un profilo legato alle competenze, certamente, le metto a disposizione dei veneti, del mio partito e della coalizione. Nessun passo indietro dunque, nonostante la Lega, all'indomani del voto, abbia cercato di ricompattarsi al suo interno, con il consigliere capogruppo Alberto Villanova in linea, e non succedeva da tempo, con il suo segretario Alberto Stefani, che a mezzo stampa ha ipotizzato per il Carroccio anche la corsa in solitaria. La Lega insomma non rinuncerà a proporre il proprio candidato. La nostra è una regione che è stata la culla del leghismo, è una regione che è amministrata da diversi anni dal nostro governatore Luca Zaia, e se non potrà essere lui a governarci perché da Roma non vorranno ancora ascoltare la richiesta che parte dal territorio di concedere un ulteriore mandato, ecco allora che noi come Lega avremo secondo me il dovere di mantenere la guida di questa regione, perché per noi è una regione da un valore simbolico e politico inestimabile. Quindi ha fatto bene il nostro segretario Alberto Stefani ad aprire a tutte le possibilità.